Ambiente e tumori a Montecitorio, si discute del caso Montallegro, dove il 50% della popolazione muore di cancro. Tragedia a Terranova, carabiniere in pensione, muore carbonizzato. Blitz Esperia, 35 arresti, obiettivo la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro. Tunisino 17enne tenta di sedare una rissa e viene colpito da una coltellata al volto. Nuovi dissapori nel fronte progressista, il segretario del PD Letta a Palermo a sostegno della Chinnici, il leader del movimento 100 Passi Fava non ha gradito il mancato invito. Calcio, la prefettura vieta la trasferta a Favara dei tifosi dell'Acragas in occasione del derby di ritorno di Coppa Italia. Basket, la Fortitudo si presenta alla città in vista del campionato di A2. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di ambiente e tumori perché a Montecitorio si discute del caso Montallegro. La metà dei cittadini residenti nel paese in provincia di Agrigento muore di cancro. Non sono supposizioni, è quanto emerge dal report dei decessi dal 2000 al 2020 trasmesso dal comune di Montallegro alla locale Proloco. Su 560 morti ben 252 sono deceduti per tumore. Il nostro direttore Arturo Cantella. La metà dei cittadini residenti a Montallegro in provincia di Agrigento muore di cancro, non sono supposizioni, è quanto emerge dal report dei decessi dal 2000 al 2020 trasmesso dal comune di Montallegro alla locale Proloco. Su 560 morti, ben 252 sono deceduti per tumore. L'associazione Proloco, radicata nel territorio e composta da giovani che hanno deciso di rimanere nella terra natia, ha richiesto questi dati in concomitanza della presentazione del ricorso al TAR sul nuovo progetto che i privati vogliono costruire. Nonostante lo storico di decessi, un impianto integrato per il trattamento e il recupero di frazione organica da raccolta differenziata denominata con la sigla Ford, da realizzarsi proprio nel piccolo comune di Montallegro accanto alla mega discarica sulla quale di recente si sono accesi i fari dell'autorità giudiziaria per ipotesi di inquinamento ambientale. Anche il deputato Michele Sodano ha presentato recentemente un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Speranza e alla Transizione Ecologica Cingolani affinché venisse effettuato uno studio epidemiologico dettagliato, un atto di sindacato ispettivo che merita una risposta immediata che non può venire ancora una volta ignorata dalle istituzioni. Di ciò se ne parlerà il giorno 8 settembre alle ore 12 alla Camera dei Deputati in una conferenza stampa in diretta streaming sul sito web.camera.it. Interverrà l'onorevole Michele Sodano della Commissione Bilancio, Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, i componenti della Proloco di Montallegro e il legale della Proloco, avvocato Santo Botta. Sentiamo in merito lo stesso primo cittadino, Giovanni Cirillo di Montallegro. La situazione è ancora in itinere, noi come ho detto precedentemente abbiamo svolto un'azione diciamo, amministrativa e soprattutto riguardante la distanza che da quando ho comprovato dal Genio Civile non c'è di 2 km 550, quindi al di sotto dei 3 km che è la distanza minima per questo impianto. Nel frattempo la ditta Catanzaro ha presentato anche un progetto di una nuova vasca, che è la vasca V5, in considerazione che la vasca V4 andrà a chiudere a dicembre 2023 e anche qui noi già abbiamo fatto le nostre osservazioni negative. Vi preannuncio che il giorno 8 sono stato invitato dall'onorevole Michele Sodano e dall'onorevole Morra a una conferenza stampa che verrà svolta all'interno della Camera dei Deputati proprio per parlare di questa problematica che attanaglia completamente la città di Montallegro ed è giusto che anche a livello nazionale vengano accesi i riflettori su una situazione che sinceramente non è delle migliori. Tragedia a Torrenova, in provincia di Messina, dove un uomo di 57 anni, Bruno Barga Giovanni, è stato trovato cadavere in un deposito realizzato nei pressi della sua abitazione. Ieri notte era scoppiato un incendio
che ha distrutto la piccola struttura in lamiera. Il cadavere era semicarbonizzato. A dare l'allarme erano stati i vicini che intorno a mezzanotte, alla vista delle fiamme, avevano avvisato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello, che hanno avviato i primi accertamenti. Nel frattempo la salma è stata trasferita al Policlinico su disposizione della procura di Patti. L'uomo, carabiniere in pensione, originario di Tortorici, viveva da solo. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Blitz Esperi all'alba di oggi al nord della Sicilia, i carabinieri alla ricerca di 70 persone, anche Matteo Messina Denaro, a cui notificare provvedimenti giudiziari della Procura Antimafia di Palermo. Arrestati 35 indagati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione, droga, armi, gioco d'azzardo e altro, tutte ipotesi di reato aggravate dal metodo delle modalità mafiose, poi perquisizioni e sequestri a raffica. L'obiettivo primario dell'operazione, come tante altre in precedenza, è stata la cattura del superlatitante di Castelvetrano. L'inchiesta ruota intorno a boss e gregari dei mandamenti mafiosi di Cosa Nostra Trapanese. C'è il servizio. Carabinieri della ROS del Comando Provinciale di Trapani, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri di Palermo e Catania, del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, degli squadroni eliportati Carabinieri Cacciatori Sicilia e Cacciatori Calabria, nonché del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno eseguito provvedimenti emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nei confronti di circa 70 soggetti. Di questi 35 sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose nei confronti degli altri soggetti. È in corso l'esecuzione di decreti di perquisizione e sequestro. L'indagine si inquadra nella più ampia manovra investigativa condotta dall'Arma in direzione della cattura del latitante Matteo Messina Denaro e che ormai da circa 30 anni si sottrae volontariamente all'esecuzione di decine di misure cautelari. L'indagine dei carabinieri ruota attorno ad esponenti di spicco dei mandamenti mafiosi di Cosa Nostra Trapanese, conferma il ruolo di primo piano di Messina Denaro, il quale sarebbe ancora in grado di impartire direttive funzionali alla riorganizzazione degli assetti nella provincia trapanese. Inoltre le investigazioni hanno restituito l'immagine di una perdurante vitalità di Cosa Nostra, che continua a regolare il proprio funzionamento sul più rigoroso rispetto delle regole ordinamentali che hanno nel tempo contraddistinto l'agire dell'organizzazione stessa. Il monitoraggio delle famiglie mafiose di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Marsala nelle loro espressioni di vertice ha fatto emergere in primo luogo la figura di un uomo d'onore campobellese che recentemente scarcerato e già protagonista in passato di importanti dinamiche riguardanti i rapporti dell'area trapanese con esponenti di vertice di Cosa Nostra palermitana, secondo quanto ritenuto dal GIP sarebbe gravemente indiziato di esprimere una costante trasversale autorevolezza nell'ambito di dinamiche intermandamentali anche esterne alla provincia di Trapani. L'uomo avrebbe avuto comunicazioni proprio da parte del capo mafia di Castelvetrano e chiesto conto circa la nomina della reggente dell'importante mandamento di Mazara del Vallo, che era rimasto vacante dopo l'operazione denominata Anno Zero. Le indagini hanno anche permesso di ricostruire la successione al vertice di Cosa Nostra Marsalese, individuando i soggetti allo stato gravemente indiziati di rivestire il ruolo di reggenti e documentandone le interlocuzioni. L'indagine ruota attorno a Francesco Luppino, che era stato scarcerato dopo l'ennesima condanna e aveva ricominciato a tessere le file del mandamento di Campobello di Mazara. Secondo gli investigatori è uno degli uomini di punta di Messina Denaro. Nel corso delle indagini della ROS sono stati ricostruiti anche rapporti tra mafiosi che vanno al di là della mera provincia di Trapani, rapporti con la Cosa Nostra palermitana, agrigentina e catanese, nel cui ambito i trapanesi venivano indicati come quelli che appartengono per l'appunto
al supremo boss Matteo Messina Denaro. La mafia trapanese controlla il tessuto economico-sociale con riferimento a presunti condizionamenti della libertà degli incanti, alla gestione in forma pressoché monopolistica del settore della sicurezza dei locali notturni e del recupero crediti. Non solo, ma compiono continue azioni per alterare le procedure di aggiudicazioni di immobili oggetto di asta giudiziaria, presunte estorsioni in danno di aziende locali nel settore gastronomico, tra cui una cantina vinicola, ma anche turistico, come le strutture ricettive. I boss, insomma, hanno la disponibilità di armi da fuoco e con esse possono far tutto. Nel corso dell'operazione sono state effettuate numerose perquisizioni su siti ritenuti di interesse anche ai fini della ricerca delle latitante ed intensificate le attività di controllo del territorio nelle località di maggiore interesse operativo. Tenta di sedare una rissa tra due amici, ma viene colpito da una coltellata al volto. È successo ad Agrigento. Ad avere la peggio è un 17enne tunisino ospite di un centro di accoglienza nella città della Valle dei Templi. Il minorenne si sarebbe frapposto fra due coetanei che per motivi ancora in corso d'accertamento si stavano azzuffando. Uno dei due contendenti è uscito un coltello e nel tentativo di colpire il rivale è invece ferito il 17enne. Quest'ultimo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto anche i poliziotti della sezione volanti della questura. Adesso la politica. Il segretario Enrico Letta apre la convention del PD a Palermo a sostegno di Caterina Chinnici, candidata della coalizione progressista a presidente della regione. Una coalizione che rischia una nuova frantumazione interna dopo il divorzio con il Movimento 5 Stelle. Barcolla anche l'appoggio del Movimento 100 Passi. Il leader Claudio Fava non ha gradito il mancato invito alla convention. Vediamo. Ma secondo me ha danneggiato soprattutto la parola data e la credibilità della politica, perché la politica è parola data e rispettare gli impegni. Quei 30.000 cittadini siciliani che hanno partecipato alle primarie, che hanno messo tutta la loro credibilità e la loro speranza in quelle primarie, sono stati gabbati da una scelta improvvisa è assolutamente ingiustificata. Io credo moltissimo oggi che la nostra linearità alla fine pagherà. Vedo che i sondaggi in Sicilia sono sondaggi molto incoraggianti che ci dicono e ci confermano che la candidatura di Caterina Chinnici è la candidatura giusta ed è una candidatura che sta sfondando e soprattutto che sta mettendo in grande difficoltà la candidatura del centrodestra. Il centrodestra ha messo una candidatura alla meno, la candidatura di Schifani è chiaramente una candidatura alla meno, è una candidatura di risulta rispetto a una scelta che hanno fatto che chiaramente è una scelta di risulta. In questo senso mi sembra che la nostra prospettiva e quello che stiamo facendo in questo momento ci dà grandi speranze e grandi aspettative. Calenda fa quello che crede ovviamente, mi sembra che si sia chiarito che il terzo polo guarda a destra, appunto. Quindi è la conferma di quello che noi diciamo, e cioè che chi vuole battere la destra ha un solo voto utile, che è il voto per il centro-sinistra. Tutti gli altri sono voti che alla fine in un modo o nell'altro aiutano la destra. Il voto per il centro-sinistra è l'unico voto veramente alternativo a quello della destra. Noi vogliamo convincere gli astensionisti a venire a votare per noi. La vogliamo fare soprattutto con il senso di una buona politica, di una politica che rispetta la parola data e di una politica soprattutto che parla di cose molto concrete. Qui dalla Sicilia io voglio lanciare un allarme, l'allarme legato al fatto che la Lega ha già cominciato un'operazione di riscrittura delle regole di ripartizione dei fondi già successe quando governavano Berlusconi e Tremonti, che i fondi per gli investimenti nel Mezzogiorno furono spostati al nord. Oggi è in corso un tentativo simile, i ministri leghisti che bloccano la ripartizione dei fondi del Fondo Coesione e Sviluppo. 6 miliardi di questi fondi devono arrivare alla Sicilia e noi ci aspettiamo che vengano assegnati alla Sicilia. Viceversa, se questo non avvenisse, io credo che sarebbe un fatto molto grave, così come
l'attacco di Salvini al 40% della clausola del PNRR per il Mezzogiorno. Anche questo è una chiara indicazione. Inaugurato a Porto Empedocle il Centro Culturale di Informazione e Accoglienza Turistica Andrea Camilleri. La cerimonia oggi al Palazzo di Città. Vediamo. Sindaco, una struttura importante oggi dedicata proprio a Camilleri nel giorno del suo compimento di 97 anni. Oggi rappresenta un giorno importante anche e soprattutto perché restituiamo alla città un immobile che è stato per diversi anni semplicemente un magazzino e che oggi invece è una bella struttura polifunzionale, ed in modo particolare sono orgoglioso perché viene intitolata ad un nostro grande concittadino che è Andrea Camilleri, che proprio oggi avrebbe compiuto 97 anni. Quindi ha una duplice funzionalità, quella di ridare alla città una struttura importante, ma anche di intitolare, perché merita di essere intitolata ad un grande uomo che è stato Andrea Camilleri, una struttura che sarà al servizio della gente e di tutti quelli che vorranno usufruirne. È chiaro che questo è il primo passo di un progetto che prevede anche la ristrutturazione di altri locali, perché gran parte dei locali di proprietà comunale sono stati abbandonati nel tempo. Noi abbiamo voluto e continuiamo a volere la necessità che questi magazzini, perché ormai sono dei magazzini abbandonati, ritornino ad essere fruibili dalla collettività, e poiché sono delle strutture importanti ci impegneremo in tal senso e faremo in modo che la collettività ne possa usufruire. Una struttura importante oggi quella che si inaugura qua a Porto Empedocle dell'Umpli, alla presenza anche del massimo esponente regionale, il dottore La Spina. Ecco, voi qual è stato il contributo che voi avete realizzato fattivamente? Sì, oggi inauguriamo questo centro culturale e recreativo di informazione e accoglienza turistica e di promozione dei prodotti locali, che abbiamo realizzato grazie a un finanziamento del PSR Sicilia 2014-2020, assessorato regionale all'agricoltura, che ci ha consentito di mettere in rete 12 prologo del territorio della provincia di Agrigento e di realizzare questa struttura. Ma questo è il completamento della prima fase, perché la seconda fase del progetto prevede la realizzazione di itinerari turistici all'interno della nostra provincia, dei video promozionali dei prodotti. Noi abbiamo realizzato 9 video da 60 secondi riguardanti natura, cultura ed enogastronomia. Poi abbiamo realizzato un video globale che abbraccia tutto il territorio di circa 5 minuti. Ma ancora ci saranno altre cose, il centro sarà dotato di biciclette da mettere a disposizione dei turisti, dei visitatori, ed altro ancora che riguardano la seconda fase del progetto. Quindi con questa inaugurazione noi abbiamo concluso la prima fase. Allora abbiamo pensato, quando abbiamo ideato e il Comune ci ha dato in comodato d'uso gratuito questo splendido locale che era abbandonato da 30 anni, abbiamo subito pensato di intitolarlo alla memoria del nostro grande scrittore empedoclino Andrea Camilleri. La famiglia è stata ben disposta, e quindi oggi che la cerimonia di inaugurazione l'abbiamo fatto proprio oggi, 6 settembre, che è l'anniversario della nascita di Andrea Camilleri, 1925. Oggi Andrea Camilleri avrebbe fatto 97 anni. Una struttura importante che oggi viene inaugurata proprio nel giorno dell'anniversario della nascita di Camilleri, ma insieme a questa il Comune ne valorizzerà altre. Ne parliamo con il vice sindaco di Porto Empedocle. Intanto vogliamo fare i tanti complimenti alla Proloco per questa bellissima struttura che metterà a disposizione anche nostra come Comune, delle associazioni del Paese, e voglio ringraziare in particolar modo l'ingegnere Savatteri, che si è sempre speso per il nostro Paese e ha sempre creato tante bellissime iniziative e opportunità per i nostri giovani. Speriamo di ripartire, come abbiamo detto già mesi fa dall'inizio del nostro insediamento, e di poter ripartire con la cultura, poter ripartire da Camilleri e da Porto Empedocle. Adesso l'intervista al dirigente del servizio turistico regionale Antonella Bonsignore. Vediamo.
Ecco, un momento importante oggi con l'inaugurazione di questo centro culturale, il servizio turistico regionale può fare già un bilancio di questa stagione estiva, voi sempre attenti alle problematiche del turismo, ne parliamo proprio con lei che dirige il centro. Questo centro è stato aperto tramite un progetto finanziato dall'assessorato all'agricoltura. Il servizio turistico dipende dal Dipartimento regionale turismo, ma ovviamente lavoriamo tutti in sinergia e qualsiasi centro, qualsiasi sportello turistico o culturale che viene aperto sul territorio, noi siamo ben lieti, felici di poter anche partecipare in sinergia con gli enti, con le associazioni. L'associazione adesso siamo con l'associazione delle Proloco, c'è anche presente oggi il presidente nazionale delle Proloco, nonché il presidente provinciale, ingegnere Paolo Savatteri, che ci ha appunto invito graditissimo, presenti oggi per supportare e per lavorare in rete e in sinergia proprio anche con questo centro, che è appunto un fulcro per un territorio anche così vocato turisticamente, e Porto Empedocle è veramente diventato un centro di attrazione, attrattivo per le bellezze culturali e paesaggistiche che ha nel suo territorio e anche Interland. Che stagione è stata? È stata una buona stagione, c'è stata una Valle dei Templi piena, stracolma di turisti, si è ripreso il turismo sia nazionale che in parte anche internazionale, abbiamo numeri molto alti e siamo davvero molto soddisfatti, perché dopo 2 anni di pandemia che ha portato il turismo davvero in retrovia, adesso siamo contenti che tutto sta riprendendo alla grande. Giuseppe Picone, assessore del comune di Porto Empedocle, al microfono del nostro direttore Arturo Cantella per un consuntivo delle attività estive che hanno visto protagonista il comune. Vediamo. Ecco, assessore, l'estate è finita, ieri si è chiusa la stagione estiva con la festa di San Calogero, un bilancio sicuramente positivo. Cosa è emerso in questo periodo estivo? Il vostro comune ha organizzato tantissimi eventi, l'Enel vi ha fatto anche da supporto attivo e fattivo, insomma un bilancio? Ma il bilancio è sicuramente positivo, abbiamo avuto il contributo dell'Enel, dell'Italcal e di qualche altro sponsor locale che ringrazio diciamo, per l'affetto che ci ha dimostrato nei confronti della nostra cittadina. Il bilancio è sicuramente positivo, la gente ha partecipato massicciamente e sono stati capaci di mantenere alta quella che è la realtà di questo paese, una realtà che ha avuto sempre uno sviluppo diciamo primario nell'ambito della nostra provincia di Agrigento. E questa manifestazione, dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di fermo, i cittadini hanno voluto proprio dimostrare quale grande voglia di uscire di casa avevano, e lo hanno dimostrato essendo presenti in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un cartellone, diciamo, più o meno soddisfacente, perché naturalmente le risorse non sono state tante, ma diciamo che abbiamo cercato di accontentare un po' tutte le fasce sociali e tutte le fasce di età, dai più piccini ai più grandi. Ci auguriamo il prossimo anno di fare ancora del meglio per il nostro Paese e contribuire realmente allo sviluppo della nostra cittadina. So che lei come assessore ha in cantiere diverse iniziative, se magari ce ne vuole anticipare qualcuna? Sì, ci sono intanto della promozione turistica di questo paese, valorizzare sempre di più le nostre spiagge, valorizzare tutto il nostro territorio. Anche stamattina siamo qua presenti, stiamo inaugurando questo centro culturale intitolato al nostro compianto Andrea Camilleri, che è una importante possibilità di promozione, di indirizzo ai turisti, di promozione culturale, di promozione del territorio, dei nostri usi, costumi ed anche del nostro cibo. Ci auguriamo che, mettendo anche le persone competenti che riescano a parlare anche le lingue, possano dare un giusto indirizzo ai numerosi turisti che approdano nel nostro paese. 2 comunità così come con per ogni origini anno. comuni e un legame costante. Parliamo di Joppolo Giancazio in provincia di Agrigento e i compaesani residenti in Canada, nella città di Montreal. Una delegazione della Sicilia è volata in America. Arturo Cantella. Domenica 4 settembre la delegazione del comune di Joppolo Giancazio, formata dal sindaco
Angelo Giuseppe Portella, dall'assessore Salvatore Capodicasa, dalla consigliera Angela Camilleri e dai nostri compaesani Mariella Giglione, Antonio Mangione e Maria Giovanna Giglione, Angela Spataro, è tornata da Montreal, ricevuta dall'associazione Ioppolese. È stata un'importante opportunità, afferma il primo cittadino di Joppolo, per affermare la vicinanza dalla nostra comunità con i nostri compaesani residenti nel Canada. L'accoglienza della delegazione ioppolese da parte dei nostri compaesani, dice il sindaco, è stata straordinaria ed indescrivibile. La delegazione ha avuto altresì modo di visitare la meravigliosa città di Montreal, la zona del porto, del centro storico, il quartiere italiano e alcune attività imprenditoriali di proprietà ioppolesi. Una delle giornate più emozionanti si è arrivata alla festa in onore della Madonna del Perpetuo Soccorso, afferma il sindaco, una copia di quella custodita a Joppolo Giancazio, presso la cappella che si trova nel residence di proprietà di Salvatore Migliaria, compaesano. Dopo la messa tutti i partecipanti hanno preso parte a un pranzo presso lo stesso residence. È stata insomma una giornata dedicata alla visita della città di Quebec. Quella che è rimasta impressa nella mente di tutti è stata la maestosità e la grande forza della natura delle cascate del Niagara. Toronto si è rivelata una novità per l'urbanistica di tipo americano, con enormi grattacieli. La delegazione ha avuto altresì modo di incontrare nel corso delle giornate in Canada diversi compaesani di Joppolo. Ho sentito storie di sacrifici iniziali e di grandi affermazioni. Ha potuto constatare che la maggior parte dei nostri concittadini, dice il sindaco, sono diventati imprenditori di successo. Questi concittadini sono partiti per assicurare un avvenire a loro stessi e alla realtà imprenditoriale invidiabili, e in tutte le escursioni la delegazione è stata accompagnata dal presidente dell'associazione ioppolese a Montreal e da altre 2 famiglie facenti parte della stessa associazione. Il sindaco ringrazia vivamente le famiglie che hanno aperto le loro case e ci hanno ospitato come fossimo dei familiari intimi. Si ringrazia inoltre l'associazione Ioppolese a Montreal per tutto quello che ha messo a disposizione. Il sindaco ringrazia altresì tutti i compaesani incontrati e con i quali si sono condivisi momenti di gioia emozionanti e il momento dei saluti finale. Una parte di noi è rimasta a Montreal. Ci si è però ripromessi di incontrarci nuovamente a Joppolo Giancazio per rivivere ancora una volta quelle esperienze vissute in Canada. Le 2 comunità con origini comuni mantengono ovviamente un legame stretto e costante nel tempo. Da 2 anni Monsignor Alessandro Damiano è arcivescovo di Agrigento. Il servizio. Era il 30 aprile del 2020 quando alle ore 12 l'arcivescovo di Agrigento, Cardinal Francesco Montenegro, dava l'annuncio ufficiale della nomina da parte del Santo Padre di Don Alessandro Damiano ad arcivescovo coadiutore di Arcidiocesi di Agrigento, di cui divenne arcivescovo titolare il 22 maggio del 2021, 9 mesi dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 5 settembre del 2020. Da 2 anni quindi l'arcivescovo padre Alessandro guida l'arcidiocesi di Agrigento. Oggi il messaggio del vicario generale Don Giuseppe Cumbo a nome della Chiesa agrigentina, che ha indirizzato all'arcivescovo un messaggio augurale. In sintesi afferma come a nome della comunità diocesana esprime i più sentiti auguri in occasione del 2° anniversario della sua ordinazione episcopale. Desidero formulare questo breve messaggio lasciandomi ispirare dalle parole dei 2 testi del Concilio Vaticano. Nel ringraziare il Signore per il suo ministero episcopale, senta l'abbraccio della sua sposa, la Chiesa agrigentina. Nei confronti dell'intera comunità diocesana continui a prestare con passione il suo servizio come buon pastore che conosce le sue pecorelle, per essere da loro conosciuto come vero padre colmo di spirito di carità e di zelo di tutti. Gli auguri, il Signore sostenga e ispiri il suo servizio, la Vergine Madre lo guidi e lo protegga. Questo è il messaggio del vicario generale Don Giuseppe Cumbo.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Bagheria partecipa alle Vie dei Tesori, dall'abbandono alla riscoperta di uno dei mostri industriali più incombenti della zona, la fabbrica dismessa della Sicilcalce. Vediamo. Ma è la terza stagione della Via dei Tesori qui a Bagheria, si arricchisce con nuove strutture, oltre quelle pubbliche anche quelle private. Ci troviamo qui, ecco, all'interno della Sicilcalce, un'industria che negli anni è stata abbandonata e che noi comunque abbiamo in previsione di acquistare e quindi realizzare qui un polo culturale. Le Vie dei Tesori è uno strumento che ci dà la possibilità di fare conoscere il nostro territorio, mettendo insieme i beni monumentali, la gastronomia, la nostra storia. Siamo onorati di poter far parte di questo circuito ovviamente, ma la cosa che ci soddisfa di più è che quando noi nel 2019 abbiamo deciso di investire appunto sul percorso delle Vie dei Tesori, qualcuno, come dire, non era d'accordo. I fatti ci danno ragione, c'è stata una ricaduta sul territorio economica che ha portato sicuramente benessere agli operatori economici, e tutto quello che noi facciamo è anche creare dei servizi e dei momenti che possano dare la possibilità agli operatori economici del nostro territorio di poter ricevere, ecco, nuovi clienti e quindi mettere sul nostro territorio nuova capacità economica. Sì, questa è una suggestione di archeologia industriale molto bella che abbiamo voluto inserire in un percorso che prevede 11 luoghi della cultura molto rinnovati rispetto alle 2 edizioni degli anni precedenti. Questa è una cosa importante, abbiamo voluto dare il senso che Bagheria non è solo quello che si conosce, ma sono tante altre possibilità di conoscere luoghi della cultura inediti, spesso magari nascosti, che neanche le persone locali alle volte conoscono, quindi immaginiamoci la gente, i turisti e le persone che verranno da fuori. E infatti avremo una bellissima mostra inedita di Mimmo Pintacuda, il testimone discreto, che sarà fatta proprio nel corpo C qua di Villa Cattolica. Avremo la possibilità di visitare una casa privata con una mostra sul Monsù, cioè il cuoco delle antiche famiglie nobiliari che residevano a Bagheria durante la villeggiatura. Avremo la possibilità di vedere l'Arco Azzurro, la possibilità di vedere l'Arco del Padre Eterno, la possibilità di vedere Villa San Cataldo e il suo giardino, una particolare scala che si trova custodita all'interno di Villa San Cataldo. Abbiamo la possibilità di vedere tanti altri luoghi che sono realmente poco conosciuti, e abbiamo voluto riservare questo per le Vie dei Tesori come una scoperta inedita, una scoperta da regalare a tutti coloro che vorranno venire. Impianto sportivo polivalente di calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, danza e pattinaggio al Villaggio Mosè, quartiere di Agrigento, finanziato con 2.500.000 euro dal Ministero dello Sport. Vediamo. Un finanziamento di 2.500.000 euro dal Ministero dello Sport per realizzare un impianto sportivo polivalente di calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, danza e pattinaggio è quanto ha ottenuto il Comune di Agrigento relativo al bando PNR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale. Il finanziamento per il recupero di aree urbane permetterà la realizzazione del progetto proposto dal Comune in località Villaggio Mosè di Agrigento. E un'altra notizia straordinaria, afferma il sindaco Franco Miccichè, che premia ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dall'assessore Gerlando Principato con gli uffici tecnici e la collaborazione del consigliere comunale Gerlando Piparo, che ben conosce le necessità della comunità del Villaggio Mosè. È un progetto che andrà a interessare uno dei quartieri più popolosi della città, ha detto Miccichè, che consentirà di elevare la qualità del decoro urbano e di migliorare il tessuto sociale e ambientale del nostro territorio. Un altro bando competitivo del PNRR, nel quale per vincere occorreva presentare un progetto attrattivo all'avanguardia sia sotto il profilo tecnico che funzionale, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Abbiamo vinto e questo permetterà agli agrigentini di avere una palestra polifunzionale a servizio dei giovani atleti a costo zero per il bilancio.
La superficie del lotto di partenenza della nuova palestra polivalente interesserà una porzione di circa 3.500 metri quadrati. La struttura rispetterà i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, integrata nel contesto, costituita da un involucro con ottime prestazioni, alimentato da energia rinnovabile e dotato di impianti tecnologicamente avanzati. I locali, afferma l'assessore Principato, sono stati progettati e verranno realizzati in modo da consentire l'uso da parte dei diversamente abili, sia per quanto attiene l'attività sportiva che per la fruizione degli spogliatoi e dei relativi servizi igienici. Si prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio pertinenziale di 34 posti auto, di cui 2 riservati a utenti diversamente abili. Dopo gli scontri di una decina di giorni fa ad Agrigento, la prefettura vieta la trasferta a Favara dei tifosi dell'Acragas in occasione del derby di Coppa Italia Pro Favara Acragas. Il presidente dei biancazzurri, Giuseppe Deni, fa visita allo spogliatoio per un discorso motivazionale ai suoi giocatori. Arturo Cantella. La società sportiva Acragas 2018 rende noto che il prefetto di Agrigento ha adottato in data odierna, in vista della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Pro Favara Acragas, prevista per domani mercoledì 7 settembre allo stadio Bruccoleri di Favara, un decreto di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Agrigento. Il settore ospiti dunque dello stadio rimarrà chiuso e la società Acragantina invita i tifosi dell'Acragas a non recarsi inutilmente a Favara perché non verrà consentito loro di accedere a nessun settore dell'impianto di gioco. Intanto sentiamo il discorso del presidente Giuseppe Deni alla squadra dell'Acragas prima della sfida contro la Leonfortese per l'inizio del campionato di eccellenza vinta dall'Acragas contro la Leonfortese per 2-0. Oggi credo sia la prima volta che io vengo sul vostro terreno, perché non sono mai venuto dentro lo spogliatoio della squadra, ma ho sempre tenuto le conferenze stampe nelle sale stampa e per me oggi è un piacere venire sul vostro terreno perché vi voglio parlare faccia a faccia. Io provengo da una famiglia proletaria, una famiglia di lavoratori, e sono cresciuto con le difficoltà di un ragazzo che vive all'interno di una famiglia non moppaggiata, avendo il sogno di venire allo stadio, di entrare dentro lo spogliatoio dell'Acragas, ed era il mio sogno da bambino. Oggi ne sono il presidente e tra le tante cose che ho fatto, giuste, sbagliate, è la cosa che mi riempie più d'orgoglio, perché l'Acragas, che voi lo sappiate, ha fatto sognare migliaia di ragazzini che sono cresciuti con i colori biancazzurri tatuati nel cuore. Oggi voi indossate una maglia storica importante. L'Acragas ha calcato palcoscenici calcistici importanti, significativi, per cui dovete sapere una cosa, che oggi voi non indossate una maglia qualsiasi, ma indossate una maglia che storicamente è stata sempre destinata a vincere. Noi non abbiamo alternative. L'Acragas non è una compagine, non è una squadra che deve fare un campionato, ma l'Acragas è sempre stata destinata a vincere. Questo che voi lo sappiate. Io vi racconto un aneddoto. In questi giorni mi è venuto a trovare un signore e mi ha detto: Presidente, io voglio fare lo sponsor dell'Acragas e voglio rifare tutte le panchine in pelle. La cosa mi stranizzò perché il personaggio veniva da San Biagio Prata, da Sant'Angelo Muchisano, non so da dove, ma da un paese lontano da Agrigento. E allora gli domandai: ma perché tu vieni a sponsorizzare proprio l'Acragas? E questo mi rispose: Presidente, io ho avuto un incidente e sono entrato in coma e sono uscito dal coma sentendo l'inno dell'Acragas. Ecco, questa è l'Acragas. Io ricevo decine e decine di messaggi su WhatsApp di persone che vivono a New York, che vivono in Canada,
e che mi dicono: Presidente, noi abbiamo comprato l'abbonamento dell'Agragas, fisicamente non ci saremo a campo, però è un segnale perché l'Agragas l'abbiamo tatuata nel cuore. Ecco, questo voi lo dovete sapere, non indossate una maglia qualsiasi. Quando abbiamo iniziato a fare campagna acquisti, io ho chiesto al direttore Russello di fare molta attenzione nella scelta dei calciatori, perché prima di avere dei bravi calciatori vogliamo che siano dei bravi uomini, persone per bene. E credo che oggi, in estrema sintesi, tirando un po', diciamo, il consuntivo di tutto questo, abbiamo una squadra fatta di bravi ragazzi, di ragazzi per bene, e di tutto ciò ne siamo orgogliosi. Oggi noi in campo non vogliamo 11 calciatori, vogliamo 11 leoni da ora alla fine del campionato, perché l'Agragas è destinata a vincere. Giusto? Questo tenetelo presente. Noi vogliamo vincere non solo perché calcisticamente abbiamo messo in bonde una corazzata, ma perché l'Agragas, che nei palcoscenici calcistici ha sempre recitato un ruolo importante, oggi è una delle città più depresse d'Italia. Oggi Agrigento è agli ultimi posti per qualità della vita, è agli ultimi posti per reddito pro capite, per cui siamo gli ultimi. Noi vogliamo lanciare da oggi con l'Agragas un segnale forte e deciso. Noi dobbiamo vincere per la città, dobbiamo vincere per noi lanciando un segnale importante. Possiamo essere i primi partendo dal calcio, per cui a voi vi affidiamo le ansie e le tensioni di una società, di una città, di una provincia sofferente, ma che attraverso l'Agragas può lanciare un segnale per sconfiggere le ansie e le tensioni di questi giorni, di questi momenti che sta attraversando la nostra provincia. Ecco, io voglio questo. Oggi mettetevi in testa che voi rappresentate il meglio di questa città. Voglio 11 leoni nel rispetto però del fair play, nel rispetto della correttezza. Voglio giocatori maschi, ma non giocatori che adottano la violenza gratuita e senza nessun senso. Ecco, a voi vi affidiamo le ansie e le tensioni di una provincia. Buon campionato e buon caluto. Basket ieri sera nella splendida cornice della Valle dei Templi di Agrigento, la Fortitudo si presenta alla città, roster al completo per la Serie A2. Vediamo. Coach, bentornato. Siete felici che è tornato il nostro coach Cagnardi? È reciproca la cosa, grazie mille. Sei stato a capo della panchina biancazzurra in un anno un po' nefasto. Nonostante quello dell'inizio della... È stato l'anno del Covid, del Covid. Questa è storia. Nonostante tutto però tu e i tuoi ragazzi avete comunque sempre toccato la cima della classifica e ci avete fatto molto emozionare. Adesso sappiamo che questo non sarà un campionato facile, che ripetere i risultati di anno in anno è una cosa praticamente ridicola, impossibile, però tu cosa ti aspetti da questi ragazzi quest'anno? Ma ogni anno va ricostruito da zero, questa è una squadra nuova, un gruppo nuovo, però quello che accomuna questa squadra alla squadra che allenai 3 stagioni fa oramai è appunto la Fortitudo Agrigento, questa famiglia, questa grande energia che riesce sempre a dare qualcosa in più a un gruppo di giocatori. È mezz'ora che con grande emozione seguo i video e ascolto le persone che parlano. Ho sentito tantissime volte nominare la parola amore, la parola passione, la parola educazione verso i giovani. Penso che questi siano i valori che porteranno in alto la nostra squadra anche questa stagione. Volevo tracciare con te un piccolo bilancio, che poi tanto piccolo non è in realtà. 3° anno alla guida della società, 2 finali di campionato, 2 Supercoppa, finali Coppa Italia, 1 vittoria e il ritorno in A2. Cosa volere dire? Ho fatto più record di mio padre, quindi assolutamente in soli 2 anni. Ci racconti com'è stata questa tua prima vittoria da presidente?
Diciamo che quest'anno è stato molto emozionante, soprattutto. Intanto faccio una premessa: con Christian ci eravamo lasciati dopo la prima finale di 2 anni fa con l'obiettivo di riprovare a vincere, quindi già l'obiettivo della società era quello di ritornare in A2. Poi, come ho detto diverse volte nelle varie interviste, avevamo una squadra che era forte ma leggermente corta rispetto alle altre top, quindi con l'innesto di Lollo sapevamo che potevamo arrivare fino in fondo. Diciamo che abbiamo avuto ragione, ha avuto ragione Christian, e quindi abbiamo raggiunto un obiettivo che poi ha avuto un sapore diverso per quello che è capitato. Giusto. Questa è una nuova stagione, sì. Avrai delle nuove aspettative? Diciamo che a livello sportivo le aspettative ci aspettiamo di fare un campionato di media classifica, con l'obiettivo di arrivare più avanti, più in alto in classifica possibile. L'obiettivo che ha quest'anno la società è innanzitutto di migliorarsi a livello di pubblico, perché sì, è bellissime le emozioni che vediamo, ma durante le partite della regular season il pubblico più o meno mantiene sempre la stessa media, siamo circa 1000 spettatori, quindi l'obiettivo vero è quello di aumentare innanzitutto come spettatori. Assolutamente. Diciamo che da soli come società è difficile farcela, perché utilizziamo tutti gli strumenti necessari per sponsorizzare le partite. Diciamo che l'aiuto è un aiuto che chiedo a tutti gli spettatori qua, viene da loro, nel senso, se ogni abbonato portasse con sé una singola persona durante le partite, diciamo che possiamo in qualche modo raddoppiare la capienza, l'affluenza al palazzetto. Allora, Christian, voglio farti una domanda anche a te sulla vittoria del 22 di giugno. Cosa hai provato quella sera? Ti abbiamo visto un po' sconvolto dalle immagini, però vogliamo sentirlo dalla tua viva voce. In realtà non mi avete visto molto perché sono scappato fuori e mi sono abbracciato con Raimondo, che è là in fondo col cane. Eccolo là in fondo. L'unico che vedo, perché qui davanti c'è un muro nero con le luci, quindi l'unico che vedo è lui col cane. E poi sono rientrato e è stato forte, fortissimo. Lo volevo più che altro per Totò, principalmente. Assolutamente. Tu sei alla guida della Fortitudo da ormai tantissimo tempo. Troppo. Se dici troppo vuol dire che ti è stufato. Troppo. Troppo. No, ti è stufato? No. No. Okay. Sono ancora giovane da quel punto di vista. Appunto. Con il coach avete composto una squadra, non oserei dire niente male, ma cosa vedremo in campo e soprattutto secondo te che campionato sarà? Il campionato è difficile dirlo, perché sembrava che dovesse essere un campionato, visto la nuova ristrutturazione dei campionati, che tutti non spendessero soldi, non facessero squadre competitive, invece è stato un po' l'opposto, a dire la verità, quindi non lo so che campionato aspettarmi, nel senso io mi aspetto un campionato dalla mia squadra che si lotta su tutti i palloni, che non molliamo mai, che vogliamo ottenere il massimo che possiamo ottenere. Io non dico che voglio fare una squadra in mezza classifica, io se posso arrivare primo arrivo primo. I ragazzi lo devono volere, però bisogna sempre giocare per vincere. Devono lavorare, l'abbiamo già fatto in passato una cosa del genere, con Davis tra l'altro, quando lui era a guida della squadra eravamo secondi e stavamo crescendo molto di più rispetto ad altre squadre come squadra, e quindi perché no? Io spero che i ragazzi si impegnino tanto e che abbiano la fame di arrivare al massimo che possano arrivare. Albano, sono 10 anni che vesti biancazzurro, ma questa nuova vittoria che sapore ha avuto quest'anno? Ma ovviamente una emozione incredibile, come hanno detto tutti i ragazzi, non è una cosa scontata dirlo, è molto emozionante, un'annata comunque molto difficile, meritatissima. Abbiamo fatto comunque dei record importanti anche, ci tengo anche a dirlo, perché quando si parlava anche del campionato scorso, che tutti dicevano che il livello era più scarso, se siamo riusciti a fare 21 vittorie di fila vuol dire che c'era qualcosa nel gruppo, c'era tanta fame e l'abbiamo dimostrato, quindi siamo orgogliosi di questo.
Stasera si riparte da una nuova avventura. Voi che obiettivi vi siete posti in spogliatoio? Le ambizioni sempre a inizio campionato sono molto alte, le aspettative comunque sono molto alte anche da parte da tutti quanti. Io credo che, sono un po' d'accordo con quello che ha detto Christian, che non dobbiamo metterci dei limiti, però sono anche una persona che mi piace avere una consapevolezza importante. Ci sono squadre che si sono attrezzate molto bene, questo secondo me deve darci lo stimolo in più per cercare di fare qualcosa di speciale. People of tomorrow, welcome to the Amacorum Spectaculum, and welcome to the greatest show in the world. Agrigento è la 2! Agrigento torna alla 2! Il Palamorcano se lo merita! Hey, the shooting star, can you give a little spark? Supernova. E sono orgoglioso del fatto che abbiamo riacceso l'anima della piazza, che ci siamo presi un risultato che sinceramente ci meritavamo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.